Torniamo brevemente al Foglio di Giuliano Ferrara, perché nella pagina degli editoriali c'è un altro commento sui vescovi che non capiscono il bamboccio, cioè Renzi. L'accoglienza è stata piuttosto gelida. Sull'Osservatore Romano si legge che il governo Renzi, se nascerà, lo farà con un peccato originale. Durante la sua vita dovrà dimostrare di sapersene redimere. E il direttore dell'altro quotidiano cattolico, Avvenire, parla in termini politici della discontinuità perseguita da Renzi e ottenuta a ogni costo, che viene percepita come una brutta, ingenerosa continuità con i deludenti riti e miti politici del passato. Così Avvenire. Basta paragonare questa freddezza, commenta il Foglio, col calore che circondò la nascita dei governi Monti e Letta per misurare la profondità della diffidenza che circola negli ambienti della gerarchia cattolica. Non si tratta solo della prudenza dovuta di fronte a esperimenti dai tratti ancora incerti. L'evidente nostalgia per il quadro politico espresso nel governo Letta dopo la scissione del PDL fa pensare che il punto critico per la gerarchia cattolica sia l'iniziativa per la ricostruzione della democrazia dell'alternanza, del bipolarismo, che condanna all'irrilevanza i tentativi di riesumare il centro, un neocentrismo ormai obsoleto. Qui c'è il peccato originale della recente impostazione della gerarchia cattolica, avere abbandonato la consapevolezza, che era di Camillo Ruini, dell'irreversibilità del bipolarismo. Ruini aveva maneggiato questa nuova situazione con accortezza. Nel corso del suo mandato alla testa della conferenza episcopale si era determinata una situazione in cui minoranze di blocco cattoliche all'interno delle maggiori formazioni rendevano difficile lo scivolamento su posizioni laicistiche. Aver sostituito a questa situazione, quella più recente, con la secessione di nuclei cattolici dai maggiori partiti per dar vita ad esperienze tendenzialmente neocentriste, tutte finite nel buco nero dell'irrilevanza, si è dimostrata una scelta miope. Un solo esempio: il partito pulviscolare di Angelino Alfano, da gruppo Salva Italia che pretendeva di essere, è divenuto una costola del PD. Dopodiché sul Foglio si ritorna alla Francia, brutta e senz'anima la Francia raccontata dall'intellettuale della Nouvelle Droite, della novella destra, Alain de Benoist, tra lepenismo e teoria del gender con qualche nostalgia. Ha ragione Finkielkraut quando parla di identità incerta, quella francese. La Francia sta attraversando, dice de Benoist, una profonda crisi di identità. Il sistema di integrazione tradizionale è saltato. Non sono più gli immigrati ad adattarsi alla Francia, siamo noi francesi a doverci adattare a loro. E l'altro articolo è dedicato invece a Hollande, che si impantana nella Repubblica Centrafricana. Parigi ha mandato altri 400 soldati e ha raddoppiato il mandato della missione. L'aiuto inaspettato di Angela Merkel. Le operazioni militari non sono precise come orologi, dice il ministro della difesa francese, mentre sfuma il coup de poing da gendarme d'Africa. Mercoledì a Berlino il presidente Hollande parlerà di intervento alla cancelliera Merkel, ma dalla Nigeria i qaedisti di Boko Haram promettono altri massacri di cristiani. Lasciamo il Foglio per andare all'appena citato Avvenire, il quotidiano dei vescovi, appunto, che in prima pagina con l'editoriale di Carlo Cardia riprende l'accordo fra Italia e Santa Sede dell'84, garanzia di vera laicità, il titolo del pezzo. 30 anni di vita sono significativi per un bilancio complessivo del concordato, anche perché l'accordo tra Italia e Santa Sede dell'84 ha concluso un'epoca e ne ha aperta un'altra ricca di novità. È stato il crocevia tra l'attuazione dei principi costituzionali e una fase segnata dal pluralismo religioso e dall'interculturalità. Così inizia il pezzo sul concordato, l'accordo, per meglio dire Italia-Santa Sede dell'84. Per quanto concerne poi gli altri argomenti, in primo piano c'è la Nigeria, cristiani sotto attacco e senza difesa, il terrorismo islamico continua a seminare orrore in Nigeria, lo dimostra l'ennesimo massacro perpetrato nella notte fra sabato e domenica da una formazione jihadista che ha attaccato il villaggio di Isghe, nello stato nord-orientale del Borno.
Poi c'è in primo piano anche la questione degli opuscoli sull'identità sessuale. Nelle scuole poche le richieste, stando al bombardamento al quale sono sottoposte le scuole e i tanti soldi pubblici spesi per realizzare strategie nazionali, manifesti e opuscoli, sembrerebbe che le tematiche legate all'identità sessuale e alla comunità lesbo, gay, bisexual, transsexual siano in cima alle priorità di studenti, insegnanti, famiglie e presidi. E invece non è così. Se l'offerta è esuberante, manca la domanda, scrive Avvenire, che poi si occupa di donne e lavoro. Ogni anno 250.000 incidenti e 2.000 restano disabili. Oltre la metà delle lavoratrici sotto i 50 anni sono costrette a licenziarsi. Quelle che riescono a mantenere l'impiego, nel 31,5% dei casi, devono accettare un cambio di ruolo e il demansionamento. E infine in prima pagina la questione del gioco d'azzardo. Lo Stato incassa 7 miliardi e ne spende 30. I dati in un dossier della Procura Nazionale Antimafia. Molti finiscono nelle spire degli usurai. Per sostenere i costi sociali del gioco d'azzardo, lo Stato spende 4 volte quel che frutta la tassazione sul gioco, una tassazione che tra l'altro è destinata a diventare ancor più irrisoria, passando dallo 0,6% allo 0,2%. Il punto sulla situazione al convegno organizzato a Bari dalla Fondazione Antiusura. 1 euro su 8 delle spese per i consumi delle famiglie italiane viene sprecato nell'azzardo, scrive Avvenire in prima pagina. A pagina 9 poi c'è l'approfondimento, anzi a pagina 8 per essere precisi. Lo Stato spende 4 volte quello che incassa. Troppi i costi sociali del gioco d'azzardo. I dati della Procura Antimafia. Ma lasciamo Avvenire e andiamo alla prima pagina del quotidiano Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari, che alla luce anche di quello che ha detto Barca nella telefonata che abbiamo ascoltato prima col Pinto Vendola, la patrimoniale, è una specie di fantasma che continua ad aleggiare. E c'è poi invece il piano da 1.000 miliardi addirittura, che è stato concepito da Milano Finanza, classe editori, insomma un certo ambiente che sarà poi ritrovato alla Borsa di Milano 2 o 3 anni fa a discutere di come abbattere il debito, facendo partecipare forzosamente naturalmente i cittadini italiani contribuenti. Oggi c'è un pezzo in prima pagina sia su Milano Finanza che Italia Oggi di Paolo Savona, già ministro dell'industria, lo ricorderete, euroscettico secondo alcuni, niente crescita senza costruzioni. Di che si tratta? Molti hanno suggerito ciò che il vecchio e il nuovo governo dovrebbero fare, ma pochi, scrive Savona, hanno indicato ciò che non andrebbe fatto. Tutte le forze in campo concordano sulla necessità di ridurre le tasse, ma non tutte che debba essere fatto tagliando le spese, soluzione che da noi si è mostrata sempre di difficile attuazione. Il punto di incontro tra le due interpretazioni è ignorare il taglio delle spese e puntare sul taglio delle tasse comunque, dividendosi sui modi per finanziarlo. Alcuni, compreso il governo uscente, hanno proposto di cedere parte del patrimonio pubblico, altri, come sembra intenda fare il governo entrante, Renzi, di redistribuire il carico fiscale da chi più ha a chi ne ha meno. Anche su questo aspetto del problema il punto di incontro tra le due soluzioni viene raggiunto trascurando un aspetto importante e indicando i destinatari del beneficio, i lavoratori, cioè coloro che sono fortunati di essere ancora tali. Trascurano però, se non proprio penalizzano, chi lavoratore non è, i risparmiatori, i pensionati non alla fame e i bisognosi di cure sanitarie. Invece di produrre equità, scrive Paolo Savona, si rafforzano e si programmano ingiustizie. Aggredito fino ai limiti della tollerabilità il reddito, si è cominciato ad aggredire la ricchezza, soprattutto di coloro che hanno avuto l'imprudenza di comportarsi da formiche, investendo i loro piccoli risparmi, regolarmente tassati, in una seconda casa o in due, se hanno avuto la sventura di ereditarla dai genitori scomparsi. Il modello di riferimento implicito, perché celato dietro un falso obiettivo di equità sociale, è che cambiando la distribuzione del reddito e della ricchezza da chi più ha a chi ne ha meno, si incrementa la crescita. È una fisima della sinistra sconfitta dalla storia, ancor più di quanto non lo sia stato dalla teoria. Non può certo essere catalogata tra le idee progressiste, ma solo regressiste, scrive Savona.
Si deve tornare poveri, così impariamo a non accettare le riforme. Sottoposto a questa redistribuzione dei redditi e della ricchezza, il sistema entra in una condizione di sconforto da parte di chi è riuscito a emergere almeno un po' nella scala sociale. Non dico arricchirsi, perché chi ci è riuscito ha già provveduto o sta provvedendo a spostare la sua ricchezza e il suo reddito all'estero, avendo la possibilità di farlo nelle attuali condizioni di libera iniziativa globale. Ma questi, chiamiamoli fortunati, sono solo una piccola parte della società e non certo quella che ha un portafoglio modesto che funge da fondo di riserva contro i rischi della vita e da fondo pensione integrativo. Secondo quanto ha spiegato il Nobel dell'economia Modigliani, con la sua teoria del ciclo vitale, essi pensavano di potersi avvalere di questa ricchezza nella fase della vita dove la mancanza di lavoro o l'età lo rende necessario. Questa funzione la sta svolgendo invece disordinatamente lo Stato centrale periferico, dopo che la crisi ha già provveduto a falcidiare i valori e le rendite dei beni reali e finanziari posseduti. Lo Stato democratico, che doveva darsi carico delle ingiustizie, le sta producendo a ritmo incalzante. Forse è il caso di arrestare il processo, scrive Paolo Savona. Per crescere occorre aumentare gli investimenti, in particolare nel settore delle costruzioni, che in termini di spinta alla crescita hanno avuto e hanno un ruolo importante, anche perché toccano 18 settori industriali, con l'indotto. L'economia italiana non ha solo il motore delle esportazioni, e non è quello che tira di più. Le costruzioni sono un motore ancor più efficace. Sono mosse dal credito, funzione pubblica indispensabile. Le banche devono tornare a fare le banche, cioè le aziende di credito, magari sorrette da una diversa politica della Banca Centrale Europea, che metta su ogni suo atto di creazione monetaria nome e cognome di un destinatario produttivo e non serva solo a finanziare la speculazione. Gli Stati Uniti, conclude Savona, si sono ripresi quando la Fed, la Banca Centrale Americana, ha acquistato le cartelle fondiarie rilanciando l'edilizia. Il riavvio di questo settore in Italia richiede che al lungo periodo promesso di bassi tassi di interesse s'accompagni un altrettanto lungo periodo di tassazione ferma, anche senza ridurla, purché la legislazione si fermi, consentendo una corretta gestione dei propri redditi senza penalizzare i consumi, cioè basta tasse sulla casa e sugli immobili. Ma il programma degli editori, insomma di coloro che si ritrovano nel manifesto L'Italia che c'è, per uscire dalla palude, quali sono le misure per uno shock positivo e immediato di entità pari ad almeno il 20% del prodotto interno lordo? Insomma, cosa propongono, per tornare al punto, quello citato da Barca della patrimoniale, o comunque abbattere il debito pubblico? Cosa propone tutto quel mondo che si era ritrovato alla Borsa di Milano? Intanto, come tiriamo su 77 miliardi secondo Milano Finanza? L'incasso immediato da parte delle aziende di 77 miliardi di crediti correnti che sono già nei conti del debito pubblico. Lo Stato riconosce e garantisce il debito e le banche scontano i crediti che, garantiti dallo Stato, non assorbono capitale per le banche e ne ampliano la capacità di credito. Anche il tasso sarà da debito garantito e quindi basso. Pagare 77 miliardi di crediti. E poi c'è l'operazione da 1.000 miliardi di euro sul debito pubblico detenuto da soggetti italiani. Per ridurre il debito pubblico, 200 miliardi, per abbattere strutturalmente il peso degli interessi sul debito, per costituire il fondo per la valorizzazione del patrimonio degli italiani con la partecipazione dei privati per complessivi 700 miliardi di euro, e poi costituire 3 fondi per riavviare il mercato immobiliare, coprire le sofferenze e le perdite bancarie, ricapitalizzare le piccole e le medie imprese, ciascun fondo con 50 miliardi. La tagliola, scrive Guido Salerno Aletta sempre su Milano Finanza, è la spesa per interessi. Negli ultimi 7 anni l'Italia ha accumulato meno passivo di Germania e Francia, ma ha pagato 522 miliardi di oneri per interessi contro i 391 di Berlino e i 332 di Parigi. E l'avanzo primario, cioè limare tutti i conti pubblici per avere un avanzo primario positivo, cioè esclusi gli interessi sul debito, le differenze fra entrate e uscite deve essere di segno positivo e non negativa. L'avanzo primario è un boomerang per la crescita. L'aumento delle tasse è servito soltanto a remunerare il debito. Bisogna far ripartire l'economia e questo è l'obiettivo, scrive Salerno Aletta,
della manovra shock da 1.000 miliardi elaborata dagli economisti dell'associazione L'Italia c'è e lanciata sulla copertina di Milano Finanza. Una manovra indispensabile, scrive l'ex funzionario del Senato e tanto altro, autore con Monorchio di quelle proposte che 2 anni fa già commentammo. Una manovra indispensabile se è vero che il lavoro è la priorità dichiarata dal premier incaricato Renzi. La Confindustria ha chiesto invano di abbattere il cuneo fiscale di almeno 10 miliardi per mettere più soldi in busta paga e sostenere la domanda interna. La strada verso un maggior deficit di bilancio, sforare il 3% del PIL, è però sbarrata non solo da Bruxelles, ma dalla logica, visto che il debito pubblico italiano ha già superato a fine 2013 il 133% del PIL, accrescendosi di circa 93 miliardi rispetto al 2012. Il cuneo fiscale, scrive Salerno Aletta, non si riduce aumentando le imposte, ma intervenendo sul fattore che lo determina, la spesa per interessi, che drena risorse all'economia reale attraverso le tasse per remunerare un debito pubblico oltremodo elevato. Se poi si considera che la tassazione delle rendite finanziarie incide sulla loro dimensione netta lasciandola invariata, è facile desumerne che ormai siamo alla partita di giro, cioè si prelevano risorse agli investitori percettori di rendite per poterle remunerare. La spesa pubblica va ridotta nel contesto di una riorganizzazione delle istituzioni. Basta fare un raffronto con gli altri paesi europei, ci si rende conto che il debito pubblico è il fulcro su cui far leva. Nel periodo 2007-2013 la Francia ha accumulato 699 miliardi di nuovo debito, la Germania 588, 1,1 e l'Italia 435. Nel complesso la Francia è arrivata a uno stock di debito, cioè volume complessivo del debito pubblico, di 1.911 miliardi, la Germania 2.176, l'Italia 2.040. Il punto decisivo per comprendere l'importanza dell'abbattimento del debito italiano è la spesa per interessi. Sempre nel periodo 2007-2013 la Francia ha pagato 331 miliardi di interessi, la Germania 391, l'Italia 522. Visto che il PIL nominale italiano nel 2013 è stato 1.557 miliardi e il debito è 2.040 miliardi, è come se in 7 anni avessimo pagato per interessi una somma pari a 1/3 del PIL, 1/4 dell'intero debito. Occorre tener conto poi del danno provocato all'economia da una politica di bilancio basata sulla creazione di un avanzo primario annuale attraverso l'aumento delle entrate fiscali e la riduzione delle spese pubbliche in un contesto di recessione e alti tassi di interesse. Dal 2007 al 2013 la Francia ha accumulato un risparmio primario negativo di 338 miliardi. La Germania ha realizzato un saldo positivo di 198 miliardi. L'Italia ha registrato un saldo positivo di 161 miliardi. Ciò nonostante, il debito italiano è cresciuto in valori assoluti e anche in rapporto al PIL, che è diminuito. Solo Germania e Italia in tutta Europa hanno avuto saldi positivi, cioè avanzo primario positivo. Ma l'Italia è stata penalizzata dall'enorme debito pubblico. È la zavorra che ci manda a fondo. Gran parte dei sacrifici dei contribuenti sono serviti a remunerare il debito pubblico, che alla fine del terzo trimestre 2013 era detenuto dall'estero solo per 746 miliardi, il 36,6% dei titoli in circolazione. Con un calcolo a spanne degli 80 miliardi spesi nel 2013 per gli interessi sul debito, circa 29 sono andati a investitori esteri, 51 a quelli italiani. Questa è la grande redistribuzione realizzata attraverso la rendita sul debito pubblico. Vediamo dove va a finire però il ragionamento di Salerno Aletta. In Italia c'è una gigantesca mano morta pubblica, un patrimonio mobiliare, cioè azioni, e immobiliare, cioè edifici, che va messo a frutto senza svenderlo. Ha un potenziale di valorizzazione inesplorato, che per emergere ha bisogno di amministrazione oculata e di tempo. Per tagliare subito il cuneo fiscale bisogna intervenire su quello finanziario, ridurre il debito e di conseguenza gli interessi, senza svenare l'economia reale e senza farsi abbagliare dai risultati della bilancia dei pagamenti correnti.
Se nel 2013 il saldo commerciale è stato positivo per oltre 20 miliardi, i flussi sottostanti non sono consolanti, visto che l'indice delle esportazioni, pari a 100 nel 2005, è stato ancora pari a 99,7, mentre le importazioni, sono cadute a 83. La deflazione interna ha abbattuto domanda e le importazioni, ma le esportazioni sono inchiodate dove erano. Serve una politica dell'offerta, di investimenti in innovazione e produttività, altrimenti il taglio del cuneo fiscale potrebbe rivelarsi una beffa, come la strategia della concertazione inaugurata a partire dal 93. Se allora la strategia fu quella di tenere bassi i salari per aumentare la competitività senza fare investimenti, stavolta si rischia, conclude Salerno a Letta, di aumentare la domanda interna senza nessun incremento di produttività. Il taglio del debito pubblico non è la soluzione, ma il presupposto indispensabile per avviare finalmente una fase di sviluppo. Benissimo, però ancora io non ho capito dove sta la differenza rispetto alla proposta di 2 anni fa, che era più comprensibile, cioè diamo una bella tosata obbligando i cittadini a investire in qualche modo nel fondo patrimoniale. Mettiamo nel fondo patrimoniale tutti i beni e i cittadini sono obbligati a investirci dentro, cioè a mettere dei soldi. In quel modo si capiva che venivano raccolte risorse per abbattere il debito. Con questa nuova formulazione non si capisce e forse è un pochino peggio, perché cosa ne verrà fuori poi lo vedremo soltanto sulla nostra pelle. Mentre lo spread vota Renzi senza riserva, scrive ancora Milano Finanza. Passiamo però a Italia Oggi. Qui tra le cose di prima pagina c'è Zanonato, il ministro dello sviluppo economico, che a fine mandato affida alla Sogin una commessa da ben 360 milioni di euro. La cifra in qualche modo è interessante. Il ministro bersaniano Flavio Zanonato, prima di lasciare il suo posto allo sviluppo economico, ha dato via libera a un ultimo decreto, quello che permette di smantellare l'edificio reattore della centrale nucleare di Caorso, Piacenza, e decontaminare un'area di 250 ettari intorno all'impianto. È un affare enorme, da 360 milioni di euro e 5.000 posti di lavoro da qui al 2026. Il progetto sarà seguito da Sogin, la società pubblica che possiede la centrale di Caorso dal 1999. Proprio Sogin, negli ultimi anni, ha rafforzato i legami col Partito Democratico, in particolare con quella parte del partito vicina a Bersani e alla CGIL. A pagina 5 di Italia Oggi c'è invece l'intervista a Claudio Velardi, già vicino ad Alema, adesso renziano. Noi giornalisti siamo il passato, dice Velardi. Renzi vive di slancio e di follia, è al di là del guado. Noi invece siamo diffidenti perché apparteniamo all'Italia stanca, sfiduciata, illibidita. Renzi non ha ascoltato me come tanti altri che gli suggerivano prudenza e ha avuto ragione. Se avesse atteso non si sarebbe logorato solo lui, ma anche il PD, dice Velardi. Il suo programma, fatto di poche parole, è immenso, neanche Mandrake se lo sarebbe posto. Renzi farà decreti, aprirà dossier, ma già questo vale il prezzo del biglietto. Pagina 6 invece abbiamo un'opinione un po' diversa, quella del giurista Domenico Cacopardo, che mette in guardia sulla pressione e il peso degli apparati burocratico-amministrativi giudiziari, in particolar modo la giustizia amministrativa e il suo vertice, il Consiglio di Stato, che vale più non solo del governo, ma addirittura dell'intero Parlamento e purtroppo non è sottoposto al voto. È da lì che passa l'approvazione dei decreti legislativi e lì c'è la trappola per Renzi. C'è poi il commento a pagina 7 di Italia Oggi di Riccardo Ruggeri in forma di lettera aperta al caro dottor Renzi, come l'ha chiamato ieri il Quirinale. Caro dottor Renzi, scrive Riccardo Ruggeri, ho scritto spesso di lei in questi mesi e lo farò ancora, immagino a sua insaputa. Dopo la pubblicità vediamo la lettera aperta, tra virgolette, di Riccardo Ruggeri a Matteo Renzi su Italia Oggi. Hai mai sognato di ascoltare la radio con un suono perfetto?